ale, 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 Vesuvio, perché Vesuvio è la terra che chiamiamo, nell'eruzione ce ne freghiamo. Grande Matteo Politano, grande Matteo, sta partita la sentivi tanto, questa era la tua partita, perché te sei un ex Inter. Per te era come un derby questo, era come un derby. E che gol hai fatto, ragazzi? Politano gli ha fatti andare al manicomio, gli ha fatti andare sul tacatà, muovi il tucurito con un taccatà, arriva Politano e ta piazza là. Mamma mia Politano, mamma mia, ma c'ha tutti amici da Napoli e l'87, si gode ragazzi, si gode, perché il Napoli oggi ha fatto una partita perfetta, fino a quando poi è entrato Bakayoko, che lo vedi corricchiare così. Bakayoko, lo vedi come cammina? Bakayoko, così, in mezzo al campo, corricchia come femminucci, così, con il culo tirato a dread. Mamma mia, tanto l'uomo e tanto scemo, e ve lo ripeto sempre, e voi continuate a difenderlo, perché mi avete rotto a voi che difendete a sto scarpare, perché come è entrato ha commesso il rigore, quello era rigore ragazzi, e per fortuna nostra Pasqua ci ha fatto regalo di Pasqua. Per fortuna nostra, Pasqua ci ha fatto regalo anticipato, l'uovo di Pasqua anticipato, perché quello era calcio di rigore, perché Bakayoko lo tocca. Però il fallo dopo, quello di Teo, che hai fatto proseguire l'azione, era rosso di Teo Hernandez per come è entrato. Ci stava anche il rosso, hai dato il giallo, ma poteva essere, era un arancione, anche il rosso ci poteva stare. Però come non hai dato il rigore al Milan, giusto non dare il rosso a Teo Hernandez. Però ragazzi, che partita abbiamo fatto ragazzi. Mertens ha fatto poco, non è ancora in condizione, poco Mertens, spento, ancora non è in ottima condizione, ancora non è il vero Mertens che conosciamo. Mi è piaciuto Politano, il migliore in campo ragazzi, oltre il gol ha fatto una grande partita ragazzi. Questo ragazzo ci mette sempre il cuore e l'anima per la nostra maglia ragazzi, quando scende in campo è sempre tra i migliori. Lui e Lozano, che stiamo sentendo molto la sua assenza, sono quelli che ci mettono il 100% per la nostra maglia, sputano sangue. Che giocatore Matteo Politano, t'ha fatto salire sulla giostra Milani, sulla giostra. Vedi il Napoli come gioca, vedi Politano come te la piazza nel non lo dico una parolaccia. Però mamma mia, come si gode, raga. Io godo come un riccio scalfato, ragazzi. Un riccio che d'inverno fa freddo, mi scalfa vicino al camino, mi mette vicino al camino e mi brucia le spine. Mamma mia, mi apro proprio a picciano, mi piglia fuoco, che cazzo me ne fotta, mi tanto mi vinto. Mamma Rugano, aiuto, godo a scemunuto, godo a scena pazzo, aiuto, sono uscito pazzo per un anno. Ma avete fatto sci pazzo, ragazzi, però mi sono cagato sotto pure fino a un certo punto. La punizione di Tonali, qualche altro tiro ravvicinato, grande Ospina, grandi parati di Ospina. Ma oggi Koulibaly immenso Kalidou, il muro senegalese non si passa oggi. Che partita di KK, ragazzi. Fenomenale Koulibaly stasera, non lo passavi di nessuna maniera, ragazzi, non passava nessuno, giganteggiava Koulibaly, nessuno passava, nessuno, potevano ir pure tutto quanto, pure tutte e 11, contro Koulibaly stasera diceva, Ind faccio passare, i trombe e corna, ma ha fatto una partita pazzesca di Koulibaly, anche di Lorenzo, grande partita. Isai, sì, bene in fase difensiva, ma quando va in fase offensiva si caga sempre sotto e poi qualche pallone lo deve sempre perdere, non riesce a mettere un grosso buono. Zielinski, ragazzi, vogliamo parlare di Zielinski? Il gol, ancora una volta, perché questa è ancora una volta. Dove nasce il gol del Napoli? Da un pallone filtrante di Zielinski per Politano e gliela mette piano piano. Però ragazzi, la qualità del giocatore più forte del nostro centrocampo, di Piotr, che giocatore pazzesco Piotr Zielinski, e Politano ci ha fatto pariare con quello grande gol. Che gol, Donnarumma parla, sta ancora guardando, anzi sta ancora pensando di prenderla, perché te la sogno pure stanotte. Secondo me quel tiro di Politano te lo sogni pure stanotte. Buonanotte. Poi aveva fatto pure una grande parata su Fabian Ruiz. Che ha parato Donnarumma, che ha parato sempre con lui. Poi Donnarumma fa le grandi parate. Vi ricordate quella con Milik nel finale? Ma oggi parami quella di Politano, che sta ancora cercando e sognerà stanotte. Ta suon
grande Napoli, va a fa muc, sto godendo. Vittorio Osimhen è andato anche bene in gara, secondo me, ha giocato anche bene, si angolava con Insigne, con gli altri, comunque anche Insigne ha fatto una buona partita, sì, non è stato tra i migliori, l'impegno ce l'ha messo, ha ripiegato anche in fase difensiva, in fase offensiva mi aspettavo di più da lui, ecco, qui ha fatto meno. Però tornava indietro e dava una grossa mano alla fase difensiva. Per questo, diciamo, ha fatto mezzo e mezzo, sicché mi sento di dargli una sufficienza Insigne. Centrocampo, ragazzi, Dem e Zelinski benissimo. Poi è entrato Bakayoko. Che vuol dire a fare, ragazzi? Io non lo facevo nemmeno entrare. Elmas va bene, ci sta il cambio per Elmas. Per i cambi, quelli sono alla fine in macchina, quelli hai Elmas, Lobotka e Bakayoko. Lobotka e Bakayoko per me, cioè praticamente anche se non ce l'avessi, se non ce le hai, è uguale per me. Fabian comunque non ha giocato male, ha perso qualche pallone di troppo come Yusai e Maximovic, però ragazzi Fabian Ruiz ha avuto la sua chance per fare gol anche lui, ha fatto una grande parata lì, Donnarumma ci ha tolto la gioia del possibile 1-0, però poi alla fine è arrivato uguale e io sto godendo, ragazzi, godo come un riccio che piglia fuoco, che ha asciuto pazzo, schiattata la capa, ragazzi, e ora girate sulla giostra perché io già sto girando che il cervello. E con questo è tutto, ragazzi. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, l'iscrizione al canale di Napoliello 87 se non l'avete ancora fatto, io che aspettate la carrozza, caro milanista, vinci, ma oggi sapevo che il mio Napoli doveva rispondere e così ha fatto, t'ha fatto salire sul Takata, t'ha fatto salire pure a te sulla giostra, hai girato sulla giostra, questo è il Napoli milanista, gira sulla giostra, gira e buonanotte a tutti amici. Da Napoliello 87 e come sempre voglio forza Napolessa.